Voi siete nella sala delle ville, il luogo del lavoro e dell'economia, ma se alzate la testa vedrete cosa sognano molti dei committenti palladiani. Sognano la guerra, le gesta e le imprese degli imperatori romani. I 12 busti alle pareti rappresentano 11 imperatori e sopra ognuno di essi, in una sorta di multimedia, vi è un dipinto di una loro impresa militare. Sopra il busto di Tito è dipinta la presa di Gerusalemme. Sopra quello di Cesare, Farsalo. Sotto il busto di Ottaviano, la battaglia di Azio. Ho detto 12 busti e 11 imperatori e non mi sono sbagliato. Il 12° busto, anche se sulla sua base ha scritto Marco Aurelio, è molto probabilmente Montano Barbarano, il padrone di casa, come vediamo dai suoi baffi. E anche il soffitto racconta una storia, quella di Scipione l'Africano e delle sue vittorie su Annibale, durante la seconda guerra punica. Potete vedere gli elefanti dei cartaginesi sconfitti a Zama, gli attacchi agli accampamenti, l'assedio alla città di Cartagine. Coraggio, violenza, ma anche capacità di moderare le passioni e giustizia. Nel grande riquadro del soffitto vedete il vittorioso Scipione restituire la fidanzata a un principe sconfitto, anche se faceva parte della propria preda di guerra. Oggi, in un mondo dominato dalle immagini, facciamo fatica a comprendere fino in fondo l'impatto che una sala come questa poteva avere sugli ospiti di Montano. Vedere i volti e le gesta degli imperatori e degli eroi del passato aveva la forza di farli viaggiare nel tempo. E insieme era anche una celebrazione della famiglia Barbarano, che aveva avuto molti militari fra i propri esponenti. Il nonno di Montano, ad esempio, aveva difeso eroicamente Vicenza durante la guerra di Cambrai. Palladio conosce bene la guerra, l'ha conosciuta sulla propria pelle. È nato a Padova e un anno dopo la sua nascita la città è stata saccheggiata e assediata a lungo. Quando era giovane, poi, nella casa di Gian Giorgio Trissino, Palladio aveva sentito invece discutere sull'arte della guerra degli antichi romani e sulla capacità di schierare razionalmente gli eserciti sul campo di battaglia. Per questo Palladio non è mai interessato all'architettura militare. È convinto che qualsiasi rocca possa essere presa da un assedio ben condotto. Palladio pensa invece che la miglior difesa di un territorio sia un esercito in movimento, un esercito ben organizzato. E come nell'architettura egli si ispira alle realizzazioni dei Romani, così propone allo Stato veneziano di riorganizzare il proprio esercito come quello romano antico. Pubblica perciò un'edizione illustrata del De Bello Gallico di Giulio Cesare ed ha in lavorazione una delle storie di Polibio, soprattutto dedicata alle guerre puniche, ma muore mentre l'opera sta per essere data alle stampe. Ma tutto questo che cosa ha a che fare con l'attività di Palladio come architetto? Già ad un semplice livello di lettura, per così dire, formale, è chiaro che i ranghi dei soldati sui campi di battaglia disegnano perimetri e forme che prefigurano architetture potenziali. Rappresentano l'essenza della costruzione di un perimetro. Sono la forza manifestata per ordinare lo spazio negoziandolo con gli altri. Non ci stupisce quindi di trovare che alcune ville di Palladio siano ispirate alle forme dei battaglioni schierati in battaglia che Palladio poteva vedere nei trattati militari del tempo. Però c'è un altro elemento. Le forme sul campo di battaglia esistono grazie a ordini, regole, procedure trasmissibili. Esplicitano una volontà di controllo sulla materia e sull'ambiente circostante, una volontà di trasformazione. Vi invito a riflettere su cosa siano i 4 libri di Palladio, che diventano lo strumento di un dominio culturale sull'architettura nei secoli a venire. Non un semplice catalogo di progetti, ma un insieme di procedure trasmissibili, di regole, di ordini, che rendono possibile una visione.